Soligo, svaligiate 4 case lungo una stessa via, tanti danni, una cassaforte fatta assaltare, un derubato mette una taglia sui ladri mentre il sindaco scrive al prefetto chiedendo più controlli. La rapina in farmacia a Fontane la notte di Capodanno, identificato dai carabinieri il bandito armato di coltello che invece di soldi aveva chiesto medicine a un ventenne in uno stato di serio disagio. Lo scontro Zaia Crisanti sui tamponi rapidi all'indomani della ricostruzione di report, intercettazioni e veleni, la faccia del potere fa orrore, dice il virologo padovano Crisanti. Pioggia di reazioni dopo i nuovi dettagli sull'inchiesta condotta dalla Procura. La Regione difende i test rapidi, accuse infamanti, dice Lanzarin. La parlamentare Dem Scarpa annuncia un'interrogazione. A Ponzano un'auto finisce contro i paletti di limitazione del marciapiede, rischia di investire una donna autodistrutta e tanta paura. Dal Nord Africa al balcone sulle Dolomiti, forte interesse da parte di un gruppo di imprenditori algerini che hanno messo gli occhi sul Neve Galle. Il progetto è ambizioso, il loro ha 7 zeri. Mentre i sindaci si dividono sull'opportunità o meno di bruciare il pane e vino, a San Lazzaro la parrocchia ne organizza uno virtuale proiettato sulla facciata di chiesa e campanile. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dalla cronaca che ci porta a Farra di Soligo, diverse case svaligiate dai ladri la scorsa notte. Facciamo il punto. Raid dei ladri la notte di Capodanno a Farra di Soligo. Chi in vacanza, chi al ristorante per festeggiare con gli amici. Allarmi e telecamere non sono minimamente serviti per fermare la banda di spregiudicati malviventi che dalle 7 di sera alle 9 del mattino sono riusciti ad introdursi in 4 abitazioni in via San Gallo. Questa casetta è stata la prima ad essere visitata o forse è stata perquisita nello stesso tempo nel quale i ladri stavano entrando in questa villa adiacente forzando la finestra della cucina. Hanno buttato giù tutto questo hanno battuto e questo è caduto giù tutto, sopra il piano della cucina. Una volta entrati hanno neutralizzato l'impianto d'allarme e portato via i registratori, poi hanno rovistato ovunque. Hanno tirato fuori tutta la roba dagli armadi al piano terra, poi sono saliti sulle camere, anche lì hanno svuotato dappertutto. 8 anni fa questa famiglia aveva già subito un furto, questa volta i ladri hanno trovato solo del contante, ma il raid era appena iniziato. Poi sono scesi attraverso un buco nella recinzione. Appena da qui. Mezz'ora fa ho ripristinato la rete lì. Hanno fatto il buco sulla rete, sono andati giù su quella casa lì e dopo sono andati nell'altra, quella rossa in fondo. Nella casa della vicina hanno divelto l'inferriata di una finestra, sono entrati e messo tutto sottosopra. Una volta usciti sono passati alla 4ª abitazione. In questa villetta hanno scassinato una cassaforte sottraendo contanti e preziosi a Francesco Rigamonti, un noto imprenditore che ha deciso di mettere una taglia sui furfanti. Sono disposto a dare una consistente ricompensa a chi mi darà informazioni sugli autori del furto o a chi mi farà rientrare in possesso dei gioielli. Gesto condiviso anche dai vicini. Da un lato credo sia anche giusto perché insomma non siamo proprio tutelati e quindi... Dopo i furti in casa del sindaco dello scorso 30 novembre e in villa Bevacqua di Pianigai, il 7 dicembre la razzia non finisce a Farra di Soligo, dove una o più bande ben organizzate da tempo colpiscono la zona. Il sindaco Mattia Perencina ha scritto al prefetto di Treviso, al questore e al comandante provinciale dei carabinieri: vista la preoccupazione mia e dei cittadini e visto che questo fenomeno non sembra cessare, sono a richiedervi un maggiore intervento delle forze dell'ordine nel territorio comunale e nel quartiere del Piave al fine di contrastare la criminalità e garantire la sicurezza. Nel frattempo, tra i residenti inermi rimane la paura e la rabbia. Non voleva soldi ma farmaci. Il rapinatore alla farmacia di Fontane di Villorba la notte di San Silvestro è stato preso, è un ventenne. Armato di coltello e con il volto travisato da una mascherina chirurgica anti-Covid, ha fatto irruzione nella farmacia di Fontane di Villorba la sera di San Silvestro. Sono bastati 3 giorni ai carabinieri per dare un nome ed un volto al rapinatore. Si tratta di un ventenne incensurato. Il giovane sta vivendo un periodo di forte disagio. Il colpo, infatti, è subito sembrato ai militari del tutto anomalo. Il ragazzo, una volta entrato, ha puntato l'arma contro il personale, la titolare ed una dipendente ed ha intimato di consegnargli una decina di scatole dello stesso farmaco.
il cordless della farmacia e 2 cellulari. Poi è fuggito senza prendere i soldi. Poco distante i militari hanno trovato i telefonini gettati a terra. Immediate le indagini dei carabinieri. Grazie agli accertamenti e ad alcune testimonianze il ventenne è stato identificato. Il giovane è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata. Perquisita l'abitazione, sono stati trovati alcuni farmaci e l'arma utilizzata per minacciare le farmaciste. Siamo allo scontro Zaia-Crisanti, vedere la faccia del potere e come viene esercitato fa orrore, sono le parole dure di Andrea Crisanti dopo la messa in onda della trasmissione Report con le intercettazioni del governatore Luca Zaia. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova, nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui «stiamo per portarlo allo schianto» durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata all'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti. Io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione. Vi facciamo ascoltare ora le parole del presidente Zaia, intervenuto proprio sulla vicenda, intervistato da un collega e in questo momento è a Cortina per la presentazione del suo libro. Mi sono ritrovato con dirigenti attaccati, primari che mi sono trovato con di fatto l'ammutinamento di tutti i primari di microbiologia che si sono trovati non ammutinati, cioè che si sono trovati in difficoltà per le dichiarazioni, la famosa dichiarazione 7x0 fa 0, e quindi io ho dovuto anche fare una scelta, il che però va detto che al professore non sono mai state negate le risposte, gli investimenti e tantomeno ad oggi, o ieri o l'altro ieri, non so adesso che fine abbia fatto il comitato tecnico-scientifico, nessuno ha mai sostituito il professore. Per me resta un valido professionista, non c'ho nulla da dire, mi spiace. Uno scontro che ha infuocato il mondo politico, test rapidi hanno favorito la mortalità, accuse infamanti e gravissime secondo l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Provo grande tristezza a vedere come, in nome del dibattito politico, si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito la mortalità. Lo afferma in una nota l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Un'accusa infamante e gravissima, dice, più volte smentita da autorevoli studi internazionali. La strategia della Regione Veneto è testimoniata da atti pubblici, ufficiali, certificati ed accordati da tutti gli enti nazionali sanitari. È chiara, senza mezzi termini, Sonia Brescaccin, presidente della Commissione Sanità della Regione, presente ieri sera a Focus, che sul ciclone che ha travolto i test rapidi, dice: l'introduzione dei test rapidi è avvenuta in un momento in cui questi sono stati ammessi a livello nazionale e anche a livello internazionale dall'OMS, delle più importanti società scientifiche e enti scientifici che hanno riconosciuto l'efficacia e la possibilità di utilizzare questi test. Immediata la risposta di Anna Lisa Nalin, portavoce di Più Europa, che punta il dito sui test rapidi. Il presidente Zaia mostrava come bisognava appunto fare il tampone, quanto fosse facile, come tutto questo fosse innovativo e portasse il Veneto a livelli più evoluti. In realtà l'evoluzione ci fu, ma ci fu nel numero dei decessi. È profondamente avvilente vedere che questo sforzo immane non solo viene messo in discussione, ma viene dipinto come dannoso e controproducente per la salute pubblica, continua Lanzarin. Fatti gravi, tuona invece Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Se fosse vero quello che abbiamo letto, purtroppo il torto non sarebbe stato fatto solo al professor Crisanti, ma sarebbe stato fatto a tutti quanti i cittadini veneti. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere che si faccia il prima possibile chiarezza su
tutta questa vicenda. Riteniamo molto grave quanto emerso nei servizi di Report, perché evidenziano la volontà da parte del presidente Zaia di danneggiare un uomo di scienza che si è sempre battuto per tutelare la salute e la vita delle persone. Lo sostiene in una nota Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto. Dietro la rappresentazione quotidiana studiata e costruita scientificamente di un politico moderato ci sarebbe un attaccamento ossessivo al potere. Lo affermano invece in una nota la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanelle, e il portavoce Carlo Cunegato e Vania Trolese a proposito dell'indagine sui presunti falsi legati ai tamponi rapidi per il Covid. Sulla vicenda interviene anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta riforma della giustizia. Basta con sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica. E un altro ministro in serata si è espresso sul caso, il ministro della difesa Guido Crosetto, perché le intercettazioni di Zaia senza rilievo di alcun tipo, che non potevano essere fatte e nemmeno diffuse, si possono leggere sui soliti quotidiani e addirittura ascoltare sulla TV pubblica. Questa è la nota che ha scritto il ministro della difesa in un tweet in serata. Andiamo ora a Venezia. Il patriarca Monsignor Francesco Moraglia nel pomeriggio ha presieduto a Venezia nella cattedrale di San Marco una santa messa in suffragio per il Papa emerito. Le parole pronunciate in Basilica San Marco da Papa Benedetto XVI in occasione dell'assemblea che domenica 8 maggio 2011 concludeva la sua visita pastorale a Venezia sono risuonate forti ancora oggi nel pomeriggio nella stessa cattedrale di San Marco e l'emozione è stata palpabile. A ricordarla è stato il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiedendo l'Eucaristia in suffragio del Papa emerito. Amata Chiesa che sei in Venezia, vai oltre. Supera e aiuta l'uomo di oggi a superare gli ostacoli dell'individualismo e del relativismo. Non lasciarti mai trarre verso il basso dalle mancanze che possono segnare le comunità cristiane. Monsignor Moraglia ha poi ricordato il Papa emerito, da cui egli stesso ricevette l'insegna del Palio, proprio dei metropoliti, il 29 giugno 2012, come figura luminosa nella sua mitezza, umiltà e forza. Oggi questo atto di culto diventa il gesto di gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger nella sua lunga vita di uomo, di teologo, di sacerdote, di vescovo e di papa. Poi la lettura in una celebrazione molto partecipata con il consigliere Reato in rappresentanza del Comune del testamento spirituale scritto da Ratzinger il 29 agosto 2006. È il giorno in cui la liturgia della Chiesa fa memoria del martirio di San Giovanni Battista, il precursore del Signore, colui che Gesù definisce il più grande tra i nati di donna e che per amore della verità e per averla testimoniata e difesa senza compromessi e timori, pagò con la vita avendo urtato la suscettibilità, gli interessi dei poteri forti del tempo. Torniamo nel Trevigiano, è stata rinviata a giudizio l'allenatrice accusata di abuso di mezzi di correzione per aver dato uno schiaffo ad una sua atleta di 8 anni, il legale della donna è Luigi Fadalti e dice replicheremo in ogni opportuna sede. Una vicenda che ha fatto molto clamore e che è finita nelle aule del tribunale. L'allenatrice accusata di abuso di mezzi di correzione è stata rinviata a giudizio. I fatti risalgono al 2017, quando la donna, fra l'altro direttrice di una società sportiva di ginnastica artistica e coach a livello nazionale, avrebbe dato uno schiaffo ad una sua allieva di 8 anni. Immediata la replica dell'avvocato Luigi Fadalti, legale della donna. Si è trattato di un episodio, ripeto, limitato e modestissimo. Io escludo, non mi sento di escludere, escludo radicalmente che vi sia mai stato un abuso di mezzi di correzione. Di fatto si tratta del primo rinvio a giudizio di un'allenatrice da quando la ginnastica ritmica è stata travolta dalle polemiche sui maltrattamenti denunciati da alcune atlete, la versione dell'allenatrice. E c'è stato un episodio, ripeto, singolo, un esercizio mal eseguito da parte dell'allieva che ha posto se stessa a rischio
di gravi conseguenze, e lì c'è stata una reazione istintiva, ma è un buffetto, il buffetto che potrebbe recare il padre a un figlio discolo. Poteva farsi male cadendo, da uno degli attrezzi ha sempre detto. I genitori della bambina hanno comunque denunciato il coach all'autorità giudiziaria sportiva. La procura sportiva ha ricevuto il dossier raccolto dal padre dell'atleta. Aveva concesso alla coach di patteggiare 1 mese di squalifica. Sono stati anni difficili per lei. È una persona che ha dedicato la propria vita all'allenamento e alla preparazione dei giovani, alla ginnastica artistica, è riuscita a condurre l'associazione per la quale lei allena ai massimi livelli nazionali. È chiaro che questa storia la tocca nel più profondo. Fadalti assicura: io non escludo che la mia difesa sia intenzionata anche ad assumere iniziative a tutela della propria immagine. 2 caccia del 51esimo stormo hanno intercettato ieri un aereo civile che aveva perso i contatti radio momentaneamente. Nel tardo pomeriggio di ieri 2 Eurofighter dell'Aeronautica Militare di Istrana si sono alzati in volo per raggiungere e identificare un velivolo civile Cessna 525 decollato da Palma de Mallorca e diretto a Vienna, che durante la rotta aveva perso temporaneamente i contatti radio. Lo scramble, ovvero l'ordine di decollo partito da Torrejón in Spagna, ha reso possibile l'intercettazione del piccolo aereo civile nei cieli di Parma da parte dei 2 velivoli da caccia del 51esimo stormo, che dopo averlo raggiunto e scortato per un breve tratto ha fatto sì che ristabilisse i contatti radio con gli enti del controllo del traffico aereo preposti. La coppia di Eurofighter ha fatto così rientro sull'aeroporto militare di Istrana per riprendere il turno di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. A Ponzano un'auto finisce contro i paletti di limitazione del marciapiede e rischia di investire una donna. La mia fortuna è stata che la macchina si è fermata proprio dove c'è il palo là, perché non poteva più andare, si è bloccata. E là mi sono spostata indietro e è scappato poi. Doveva essere una piacevole passeggiata come tutte le sere quella di Katia, che non si fa riprendere ma ci racconta come ha rischiato la vita a causa di una manovra azzardata del conducente di un'auto finita nella tarda serata di ieri contro i paletti di protezione posti sul marciapiede, abbattendoli uno a uno nella frazione di Paderno nel comune di Ponzano, in via Roma, intersezione con via Pioppi. Ad un tratto sento una botta dopo l'altra, mi vedo la macchina vicino ai piedi, mi sposto, per fortuna non so come. Poi ad un punto scappa, va via. Il conducente dell'auto non si è fermato subito, ma la sua vettura è rimasta in panne poco più avanti nei pressi di un distributore. Si ferma un po' più in là, dietro c'è il benzinaio perché la macchina non andava più. Arrivano altre persone e mi chiedono se sto bene o tutto, lo raggiungiamo. A quel punto esce dalla macchina perché la macchina ormai era distrutta, non andava più. E mi chiede scusa piangendo. La donna ha subito pubblicato sui social una foto dell'accaduto per sensibilizzare i concittadini e la risposta del sindaco non si è fatta attendere. La gente corre troppo e le auto sfortunatamente sfrecciano anche nei centri abitati. Noi abbiamo posizionato ultimamente 20 telecamere in aggiunta alle altre 30 presenti. Abbiamo il controllo di tutto il territorio, sappiamo chi entra, chi esce, poi però sta all'educazione e alla buona civiltà degli autisti. Atti di vandalismo nel giorno di Capodanno, ricorderete Nervesa della Battaglia e poi Valdobbiadene. Ascoltate il videomessaggio che ha registrato invece il sindaco di Spresiano ad alcuni suoi concittadini. Signori, buongiorno e buon anno a tutti. Allora, questa è una comunicazione di servizio. Mi trovo al parcheggio dello stadio di Visnadello e guardate, di qua, poi... Aspetta perché di qua ce n'è ancora di più. No? C'è praticamente tutto il piazzale che è zozzo. E vedete? Qua ci sono residui di botti di fine anno che, per l'amor di Dio, avete visto che sì, sappiamo che fare ordinanze, fare cose così poi lascia un po' il tempo che trova, e quindi vabbè, i 15 minuti di sfogo, ma diciamo che li tolleriamo tutti quanti e da un certo punto di vista non vogliamo essere, no,
repressivi. Però ecco, vedete, cioè, se poi dopo si viene a far festa e si lascia anche lo sporco, magari anche no. Allora l'invito è quello magari di così, coloro i quali hanno fatto un po' di festa qui, ma anche negli altri parti del paese, non fatemi andare in giro a vedere, perché non mi pare neanche giusto. Vero è che puliamo anche noi, vero è perché qualcuno dirà che paga le tasse, quindi è giusto che pulisca il comune, vero è che magari le zozzerie in giro anche no, per cui dai, fate i bravi e se avete sporcato una borsetta in 20 minuti penso si raccolga tutto. Grazie, buon anno ancora. Torniamo sui vandalismi di Valdobbiadene, perché il nostro servizio di ieri ha permesso di individuare e rimuovere una piccola discarica. È responsabilità di tutti noi quella di essere positivi e far vedere a tutto il mondo quanto belli e bravi siamo. Una responsabilità che però più di qualcuno pare non avvertire se accadono vandalismi in piazza o spettacoli come questo che abbiamo incontrato lungo la strada principale delle colline UNESCO e che lascia senza parole. Terminava così il servizio di ieri sui vandalismi a Valdobbiadene. Il tempo di andare in onda che già il sindaco si mobilitava per ripulire e soprattutto individuare e punire chi ha abbandonato questi rifiuti, ben sapendo che esiste un servizio puntuale di raccolta differenziata. Ringrazio Antenna 3 per la segnalazione fatta ieri sera in merito all'abbandono di rifiuti lungo la strada provinciale 36 a Guia. Questa mattina con polizia locale e personale di Savno siamo intervenuti sul posto per raccogliere rifiuti e individuare eventuali tracce, elementi che ci possano ricondurre agli proprietari e quindi gli autori dell'abbandono. Probabilmente si tratta di un abbandono di rifiuti a seguito di pulizia di una seconda casa in montagna e se così fosse sono buone le probabilità di trovare appunto elementi che ci facciano risalire ai proprietari e agli autori dell'abbandono, che saranno quindi perseguiti e sanzionati. Quindi grazie ancora, e terre belle come le nostre non possono sopportare ancora gesti di inciviltà come questi. Parliamo di Panevin, i comuni si muovono a macchia di leopardo, Treviso verso il no in attesa del bollettino di domani che però confermerà i dati dell'ARPAF. Vediamo Casiera, Pieve di Soligo e Cappella Maggiore. Non si vive solo di un piccolo inquinamento, si vive anche di tradizioni e anche le tradizioni nutrono. Alla fine Treviso, che sceglie di annullare il Panevin e vietarlo su tutto il territorio comunale in base all'ordinanza antismog, rimane isolata e, stando alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Comunale, il meteorologo Giancarlo Iannicelli, la decisione è stata sofferta. Non diciamo che l'inquinamento si risolve perché non si fa un Panevin, certo. Nel resto della provincia i sindaci intanto si muovono in ordine sparso. Da Casier, in attesa del prossimo bollettino ARPAF. Io volevo aspettare domani mattina per vedere il bollettino dell'ARPAF, anche se ritengo che insomma, le richieste che mi sono state fatte sono 2 richieste. Oltretutto noi avevamo già dato indicazioni di farne uno nel capoluogo e uno nella periferia. Però è una condizione, fra l'altro anche una parrocchiale, dove che insomma è un simbolo proprio limitato per una continuità. A Cappella Maggiore, che ne ha autorizzati solo 2. Rispetto ad una situazione precedente nella quale chiunque accendeva fuochi, adesso siamo arrivati a ridurli a 2. Fino a Pieve di Soligo, che sceglie di confermare la maratona dei falò dei comuni del Piave proprio per rispetto di una tradizione secolare. Vede tutti i comuni del quartiere del Piave impegnati appunto nel mantenere viva questa tradizione e nel darsi appuntamento ogni anno in modo alternato nell'accensione e poi attraverso una maratona nell'accensione di tutti questi focolari in giro per i comuni. Quindi direi è un bel modo anche contenuto all'interno delle più restrittive norme per mantenere la tradizione. Falò accesi anche a Silea, San Biagio di Callalta, Ponzano Paese, Fontane di Villorba, Carbonera, Breda di Piave, Mogliano Veneto, Preganziol e ovviamente Arcade. Un falò virtuale contro l'inquinamento. Andiamo nella parrocchia di San Lazzaro.
I limiti dovuti all'inquinamento finiscono per spegnere molti pan e vin e qualcuno gioca d'anticipo aguzzando l'ingegno, come nel caso della parrocchia di San Lazzaro alle porte della città, che per giovedì 5 gennaio organizza un falò virtuale proiettato sulle facciate della chiesa e del campanile. Ieri sera con i volontari mi è venuta questa idea di realizzare il pan e vin cosiddetto virtuale, che realizzeremo nella serata del 5 di gennaio alle 19:30, dove proietteremo un filmato di un pan e vin virtuale, un filmato. Sicuramente non ci sarà il calore del fuoco, si spera che comunque il calore delle persone, che dopo 2 anni di pandemia sia comunque dentro i loro cuori per poter fare senso di comunità. Costi contenuti e festa assicurata con uno sguardo alla qualità dell'aria. Diciamo che è a costo zero, perché il proiettore ce l'abbiamo noi, utilizziamo i mezzi che abbiamo a disposizione della parrocchia. Il proiettore, abbiamo fatto delle prove ieri sera, stasera ripeteremo delle prove per vedere il risultato finale, e siamo convinti che comunque la gente, il passaggio dal fuoco vero al fuoco virtuale sarà comprensivo proprio per i motivi che ho detto prima di salute pubblica. Stand gastronomico e tradizione rispettata dunque, con gli immancabili dolci dell'Epifania, tutt'altro che virtuali. La pincia con il vin brûlé e i bambini logicamente avranno una cioccolata calda. Nella serata del 5 gennaio arriverà anche la Befana, che grazie al contributo del Comune di Treviso consegnerà le famose calzette a tutti i bambini. E ora le notizie da Belluno e provincia. Dal Nord Africa al balcone sulle Dolomiti, grande interesse da parte di un gruppo di imprenditori algerini che hanno messo gli occhi sul Nevegal, progetto ambizioso il loro a 7 zeri per realizzare una seggiovia che dal versante trevigiano del Colle sale al Visentino e un albergo-ristorante. Un investimento stimato in 50 milioni di euro per il rilancio del Nevegal da un lato, dall'altro per portare in Algeria il know-how della più grossa industria fondata e formata da farmacisti a Santa Giustina, che è leader in Europa nel campo della cosmesi e della nutraceutica. Do ut des, cavalcando l'onda del dialogo fra l'Italia e il paese nordafricano in grande espansione. La proposta che un gruppo di imprenditori algerini hanno messo sul tavolo del comune di Belluno un mese fa è da far girare la testa. Una seggiovia per salire sul Visentin, lato Vittorio Veneto, e un albergo-ristorante in Faverghera. Nulla a che fare, da quel che si apprende, con il bando per la gestione degli impianti, ma tutto può accadere. Sono dei contatti che sono venuti attraverso un italiano che vive anzi un bellunese, che bisogna essere molto, molto prudenti, molto realistici in questa cosa. Ma gli imprenditori sono tutti collegati con sicuramente sono collegati con la nomenclatura al potere adesso, no? Quindi tutto può accadere. Slaviero, amministratore delegato di Unifarco, è cauto. Per trasferire il know-how dell'azienda in Algeria bisogna verificare, accertarsi sulla stabilità politica del paese. Noi stiamo ad ascoltare, andiamo a verificare, prenderemo le nostre precauzioni. Col Nevegal la trattativa è col comune, non c'entra niente la Nevegal 21. La trattativa con Palazzo Rosso sul Nevegal è coperta da massimo riservo. No comment, la risposta dell'assessore competente Franco Roccon. Se son rose fioriranno, viene da dire, mentre sull'aspetto più cogente, quello relativo al bando che dovrebbe rappresentare la svolta per il Colle Bellunese, la società Nevegal 2021 non ha fatto mistero della delusione per i contenuti del documento, soprattutto in tema di manutenzioni straordinarie. Faremo un incontro con Caner, con la regione, al più presto, con il sindaco, con altri, per capire di che morte deve morire questo Nevegal. Alpini e Protezione Civile di Lamone in prima linea con i colleghi di Santa Giustina e di Milano per un progetto di aiuto concreto alla popolazione ucraina. Scopo dell'iniziativa è la raccolta, il trasporto e la consegna a Leopoli di generi di prima necessità quanto mai necessari, ora con l'inizio dell'inverno particolarmente difficile e duro in quelle zone. Già nei mesi scorsi sono stati portati a termine 3 viaggi durante i quali sono stati trasportati materiali di primo soccorso e 22 apparecchiature elettromedicali fornite dall'ULSS Dolomiti. In vista della prossima trasferta, gli alpini di Lamone, di Paderno e di Santa Giustina si sono resi disponibili a gestire la logistica per la raccolta del materiale nelle rispettive sedi nelle giornate del 5 e del 7 gennaio dalle 16 alle 19.
Vi ricordo che è ancora attiva la rubrica Il tuo presepe, potete inviarci le immagini delle vostre natività utilizzando il numero che vedete in questo momento, il 351 17 55 3 e 40, mi raccomando tenendo il telefono in orizzontale e facendo un video di circa una trentina di secondi. Allora per salutarci ve ne facciamo vedere una di natività, quella del signor Giuseppe Merlo di Montebelluna. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro buona serata. Quest'anno non ho più fatto le Dolomiti, ho fatto come montagne, come Grappa, come diverso insomma stavolta, ho fatto diverso quest'anno. È una tradizione che continua da anni nel tempo e finché ho le forze di poter farlo, continuo a farlo. Tanti auguri di buon Natale e felice anno a tutti i telespettatori. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, mercoledì 4 gennaio con tempo stabile e clima ancora mite per la stagione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie, locali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie nelle ore più fredde della giornata. Sui rilievi cielo più sereno, sarà invece prevalentemente nuvoloso per nubi basse sul resto della regione, salvo qualche locale attenuazione della copertura. Temperature stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, massime invece tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere nuvoloso, come ci mostra la grafica, ma con qualche schiarita sulla zona montana. In serata probabili foschie o nebbie su pianura e costa. Temperature stazionarie anche in questo caso, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà decisamente più soleggiato, qui solo con qualche locale nube bassa al primo mattino e con qualche velatura nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.